Allora, siamo ritornati insieme, stiamo tracciando un quadro di problematiche di cui si parla da tantissimo tempo con FNP, CISL pensionati, di questioni che devono trovare una soluzione. Per il momento non è così, se non in piccolissima parte. Abbiamo parlato delle case di riposo, delle case di comunità, questi luoghi intermedi di assistenza e di presa in carico. C'è un'altra però questione che è molto importante, e voi l'avete affrontata con degli studi dettagliati, quella dei caregiver, tradotto, perché giustamente il telespettatore chiede la traduzione, quelle persone che a livello familiare, di parentela, possono essere figli, figlie normalmente, cognate e così via, si prendono carico della persona non autosufficiente, che per lo più è un anziano. Cosa è emerso dalla vostra ricerca? Allora, innanzitutto ci ha dato molta soddisfazione perché è stata una ricerca che è stata ripresa anche a livello fuori dalla nostra regione nazionale, e ci hanno veramente sottolineato come i dati che abbiamo rappresentato siano stati superiori a molti altri dati che su tutta quella partita lì poi sono stati elaborati anche da testate giornalistiche importanti. Quindi noi abbiamo da chi abbiamo contattato, che sono sia pensionati, quindi sia persone anziane che si prendono cura di altri anziani, ma sia anche da cittadini, da lavoratori. È emerso che l'82% dei caregiver, quindi di queste persone che si prendono cura di loro familiari, che possono essere parenti stretti, come possono essere anche nel grado amicale e parentale, si sente abbandonato dalle istituzioni. 82 è tantissimo. 82. Il 57% dice che la propria salute è peggiorata e quindi siamo anche in una situazione per cui chi cura si sta ammalando, sta peggiorando la sua situazione, ma non solo fisica, ma anche di tenuta da un punto di vista mentale, di affrontare un tema così complicato. E quindi da questo punto di vista noi abbiamo da tempo parlato della necessità di una legge regionale, adesso siamo in un momento, diciamo, quasi perfetto per poter chiudere questo percorso, perché abbiamo due proposte di leggi, due disegni di legge, uno del Partito Democratico, che abbiamo anche condiviso in una parte del suo percorso, e uno della Lega. Allora noi cosa stiamo dicendo all'assessore? Visto che avete due proposte di legge e che i tempi li avete per formalizzare e chiudere il percorso, almeno su questo chiudiamolo, perché definire una legge regionale, sappiamo che ci sono altre 13 regioni che hanno una legge regionale sui caregiver quindi più di mezza Italia, e ha aiutato a definire un po' anche alcune tematiche. Io affronto sia un punto di vista, io riconosco giuridicamente la figura, qualcuno mi dice cosa cambia, comunque la figura diventa una figura che diventa una che ha dei diritti, quindi io definisco dei diritti nei confronti dei caregiver, degli obblighi anche, ma anche la possibilità di intervenire con assegnazioni, riconoscimenti economici che però sono all'interno di un percorso che è istituzionale, di una legge. Noi sappiamo che ci sono delle risorse che vengono comunque assegnate alle famiglie laddove viene riconosciuto, in che maniera non sappiamo, un caregiver, però non sappiamo come, con che importi, perché non c'è trasparenza su questo da parte della Regione. Se invece definisco una legge, quindi definisco delle tutele dei diritti e dei doveri, quindi anche un controllo, qua ci sarebbe anche tutta la questione seria degli amministratori di sostegno, che anche questi potrebbero rientrare in una definizione di questo tipo, ma ho anche la possibilità di capire come le risorse vengono assegnate e come queste figure possono in qualche maniera essere dentro un circuito, un sistema che è riconosciuto. Dentro ci sarebbe tutta la partita anche della formazione, cioè ci sono tanti aspetti che possono essere in qualche maniera sui quali ci si può addentrare, però la legge aiuta
non è che ecco, il esatto, caregiver diventa tale perché la legge lo definisce, diventa soggetto di diritto e soggetto di dovere, però all'interno anche di un percorso che economicamente ci sia un riconoscimento, ecco, perché io immagino chi ci ascolta che dice sì, ma io di fatto lo faccio, se anche mi interviene una legge che poi mi imbriglia, mi costringe, diventa anche ancora più preoccupante. In realtà voi quello che chiedete è di aiutare queste persone, dare dei percorsi di supporto e magari un riconoscimento di carattere economico, perché voi sapete benissimo che tante persone sono donne che rinunciano al lavoro, che lasciano il lavoro, interrompono e non versano contributi perché si dedicano alla persona. Certo, quindi perché la tutela va in due direttive, noi abbiamo due obiettivi. Uno, di essere vicino a chi è già in pensione, chi è anziano e deve in qualche maniera sostenere un altro anziano, e lì c'è una questione fisica di supporto anche da un punto di vista fisico, ha bisogno dei dispositivi, ha bisogno di una presenza dell'assistente sociale, quindi alla persona anziana che cura un anziano io definisco un percorso particolare, soprattutto di sussidi, in modo che da un punto di vista fisico non peggiori la salute, il supporto psicologico. Invece per chi lavora ed è attivo e fa attività lavorativa, un supporto di tipo legislativo al fine di coprire anche da un punto di vista previdenziale il periodo rispetto al quale la persona, che di solito è una donna, abbandona il proprio lavoro e poi fa fatica a reinserirsi, quindi definire anche modelli di reinserimento, ma che nel periodo in cui è stata fuori dal mondo del lavoro, quel periodo lì previdenzialmente possa essere riconosciuto, per cui quando va in pensione ha comunque la possibilità di non perdere da un punto di vista economico. Qua però non è una competenza regionale. Ti stavo chiedendo proprio questo, qua però non è una competenza regionale. Questa è la famosa legge regionale, nazionale, che stiamo aspettando dal 2023, che era all'interno della legge delega sugli anziani e che ha iniziato un iter da un punto di vista parlamentare, ma si è già arenata come tutta la legge. Era una legge stupenda, io dico sempre, era una legge innovativa, fra le migliori a livello europeo, però è ferma. Ma perché è ferma? E quindi questa è una cosa importantissima e cruciale, perché nel momento in cui si muovesse la legge a livello nazionale viene da sé che teoricamente la regione dovrebbe in qualche modo essere più sotto pressing per poter andare ad approvare anche questa. Cosa è successo nell'iter? O forse dovete muovere altre pedine, altre carte? Non c'è la volontà politica di considerare questo tema un tema di valenza tale da dare inizio a un percorso legislativo serio che si chiuda. Quindi mi dispiace dirlo, però vuol dire che non ritengono questo un problema che possa determinare un percorso legislativo da mettere in atto subito, ed è un peccato. Assolutamente. È un peccato, perché per 20 anni abbiamo non attenzionato tutto il problema della demografia. Adesso che gli anziani ci sono e che non riusciamo più a gestirli, ancora continuiamo a fare lo stesso identico errore. Ricordo che solo in Veneto il 90% dei non autosufficienti è a casa, a domicilio, nella gestione delle famiglie che si trovano senza risorse, da sole e senza quella rete di supporto territoriale di cui parlava il collega Gianni. Quindi se non c'è una medicina territoriale che si prende in carico, le RSA sono sature e chi ha questa necessità oggi come oggi senza impegnativa ha un costo di 3.000 euro al mese, perché questa è la media, e quindi noi diciamo che è una sanità, quella del Veneto, che sta veramente lasciando a se stesse le famiglie che si trovano a gestire la non autosufficienza. Lo ricordo, sono 328.000 in Veneto, solo in Veneto, le persone certificate non autosufficienti. È gravissimo. Allo stato attuale, secondo lei, una persona che ci ascolta, che sta facendo l'attività di caregiver di fatto, senza avere questa denominazione, perché poi so che alcune persone non gradiscono essere etichettate, dice ma io lo faccio col cuore, è ovvio, ma non diciamo assolutamente niente, non si vuole dare uno stigma, neanche una professione a uno che lo fa ben volentieri, ma cosa può fare alla luce di tutto quello che si è detto, quello che ribadisce anche la segretaria?
che cosa si sente di consigliare? Voi state facendo la vostra battaglia, farete anche di questa precisa domanda perché la 5ª Commissione intervenga legislativamente, e a casa cosa si può fare? Allora, intanto a casa bisogna continuare a fare quello che si sta facendo, perché il piano B non c'è in questo momento. Quindi l'impegno è duro, è quotidiano, ma come tutti abbiamo ben presente delle situazioni che sono veramente al limite, e quindi d'altro canto chi si deve fare carico di questa cosa è la politica. Bisogna farsi sentire con la politica, non c'è niente da fare, noi la nostra parte la facciamo. Quindi voi come parti sociali agite politicamente, ma il Noi privato la cittadino facciamo, noi ci siamo sul pezzo, ne parliamo anche qui da lei continuamente. Il fatto che la Regione prima, come diceva la segretaria prima, non ci convoca da un anno, è una strategia, vuol dire non è che in un anno non ha trovato un'ora da dedicarci, non sanno cosa dirci. Sì, dopo noi siamo anche stati di recente anche a convegni, dopo si beano anche di situazioni entusiasmanti, però si parlano addosso. Cioè, dopo di fatto la realtà è un'altra, la realtà è che chi ha l'anziano, chi ha un'auto sufficiente a casa deve, per fortuna ci sono 320.000 persone che si occupano di questi soggetti, altrimenti veramente non so, probabilmente sta marea che sta montando. Però allora diciamo che anche noi veniamo da un modello di famiglia tradizionale che purtroppo non è più riproducibile nei prossimi anni, e quindi noi siamo preoccupati per il nostro futuro, perché, ripeto, non è un modello riproducibile. Le famiglie, cioè con la natalità c'è un figlio per famiglia, la gran parte adesso anche di questi emigra perché il Veneto, sappiamo come altre regioni, è l'Italia, insomma, che non è più trattativa. Ecco, non è grandissima, non hanno una grande attrazione per i professionisti, e quindi questo, ripeto, in un paese che sta invecchiando, siamo i secondi al mondo, cioè abbiamo dei primati, qui siamo nel podio, e la proiezione è che fra 10 anni ne avremo 200.000 in più, sì, e quindi non so cosa stiamo aspettando. Ecco, siamo in chiusura, segretaria, cosa stiamo aspettando? Appunto, la Regione Veneto vedo che non è sola in questo, perché tante regioni si sono già mosse, quindi non è un problema di tutte le regioni, no, ma del Veneto in particolare, come di altre, sì. Neanche meno di 10 praticamente. Sì, no, non c'è attenzione, cioè le regioni più importanti, le regioni più significativamente anche rilevanti in Italia hanno già affrontato il tema questo potrebbe essere una leva per incentivare a fare qualche cosa, però per il momento non è stato ancora così. Hanno un'opportunità, ci sono due proposte di legge, e quindi insomma devono solo dare proseguo e mettere insieme i due testi e definire un testo che possa tranquillamente entro settembre-ottobre essere approvato. Hanno l'opportunità di passare alla storia. Esatto, di fare qualcosa di utile per le persone. Io vi ringrazio. No, infatti, vi ringrazio tantissimo. L'argomento, come sapete, è molto importante, non è allegro, perché stiamo parlando di situazioni veramente molto emergenziali e critiche, e speriamo che con una mano sul cuore oppure in altri modi qualche soluzione si possa trovare per tempo. Grazie segretaria, grazie segretario di essere stati qui con noi, a voi di averci seguito. Però se avete dubbi, perplessità o quant'altro potete pure scriverci, ma potete scrivere anche direttamente o interpellare il sindacato dell'FNP CISL, che è presente ovunque sul territorio e vi dà una mano, un supporto, un aiuto, senza dubbio. Grazie e buon proseguimento.